Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. La chiesa, per i giovani, è diventata il posto che si duar, si mangia e si fa la doccia. Perché la poi parte dal team si lo passa a scuola, al sport, al divertirsi, no? Se si viene a chiesa, magari si butti davanti alla televisione. E i genitori, perché loro possono fare che vita riescono a lavorare di chi doi. E dopo per farci delegare l'educazione a tutte le agenzie, no? Che possiedono la parrocchia, che possiedono la scuola, ecco, di fatto non sono loro figli dal punto di vista culturale. Ecco, ci può dare non fa i genitori e può dare in ricordo tutte le esperienze che i figli fanno in fuori di famiglia, per vedere se si può col buon senso, ecco, giudicalis e di conseguenza scelgi, ecco, c'è che vale, c'è che non vale. Però hanno tempi i genitori, sono attrezzati, preparati a fare questo lavoro. Ora l'auguri. Buone giornate e buone vite.